Benvenuti con Borghi d'Italia. Oggi siamo a Ledro in provincia di Trento. Il comune si trova a 660 metri sul livello del mare e conta circa 5.400 abitanti. È bandiera arancione del Touring Club italiano, è incorniciato dai monti e si affaccia sull'omonimo lago. L'esperienza di Ledro è nata nel 2010 dall'unione di 6 comuni. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Ledro! Benvenuti nel comune di Ledro. Il comune di Ledro è un comune del Trentino e ha una caratteristica particolare: è il primo nato dalla fusione di 6 comuni. Questa fusione è stata fatta nel 2010 con un percorso lunghissimo di 10 anni, ma la popolazione a seguito di questo referendum ci ha dato il benestare su questo progetto molto importante. E come dicevo, ci sono 6 comunità. Partiamo dalla comunità di Terno di Sopra, è caratterizzata da un biotopo, da un piccolo laghetto che si chiama Lago d'Ampola. È una comunità di media grandezza rispetto alle altre e è, direi, anche la comunità più industriale che abbiamo sul territorio. Poi ci spostiamo scendendo verso il comune Terno di Sotto. Anche questo è di media grandezza. La caratteristica principale è di una bellissima chiesa decorata con un campanile che è il secondo più alto del Trentino. Sempre scendendo troviamo la piccola chiesetta dove c'è stata l'origine delle battaglie garibaldine qui e dove si dice che Garibaldi abbia detto il famoso obbedisco. Quindi poi si passa al paese di Bezzecca e qui vi è la sede del Museo Garibaldino e anche il Colle di Santo Stefano, dove abbiamo una passeggiata che porta a delle grotte che venivano utilizzate durante la guerra. Si sale invece verso la Valle di Concei, che diciamo che forse è il punto di forza più naturalistico per le passeggiate, soprattutto per il suo verde, e soprattutto l'inverno viene utilizzata per quanto riguarda lo sci di fondo. Invece si passa al paese di Pieve di Ledro e sono i paesi che si affacciano poi sul lago. Il lago, direi che è la caratteristica principale della nostra valle, che ci permette sia di fare una bellissima stagione turistica, ci permette di far apprezzare ancora di più la nostra valle. È un piccolo lago di montagna di origine glaciale, lo si può notare benissimo salendo da Molina, che c'è questo sbarramento di origine glaciale, e arrivando in quota si domina, si vede tutto questo bellissimo lago pianeggiante di un colore verde smeraldo molto particolare, che con le giornate di sole, circondato dai monti, risalta in modo molto forte. Si affaccia anche la comunità di Molina, che è come ex comune il più grande che avevamo, ma diviso in più frazioni. All'interno di queste frazioni c'è il piccolo comune di Pre, che ha la caratteristica di non prendere assolutamente il sole per 3 mesi l'anno. Infatti c'è la famosa qui festa del sole, il giorno in cui il sole fa capolino con i primi raggi sulla punta del campanile di Pre nel periodo di febbraio. Andiamo a scoprire le tante chiese e la religiosità dei borghi di Ledro in provincia di Trento. Come comunità religiosa è nata, è molto giovane nella sua unità, nel senso che dal 2006 è l'unità pastorale nella Valle di Ledro. Le prime origini risalgono dal cristianesimo, qui è arrivato verso subito dopo San Vigilio morto nel 400,
d.C., è arrivato verso il 450-500, è arrivato i primi segni del cristianesimo risalgono a quel tempo. E poi via via nel 1200 abbiamo dei primi segni del cristianesimo concreto, delle ricerche fatte proprio in vari paesi, a cominciare da Tiarno di Sotto, che documentano la presenza del cristianesimo. Le chiese si sviluppano a cominciare dal 1200 via via in varie località, e poi qui nel paese di Tiarno, per esempio, abbiamo una prima chiesa verso il 1662, anzi diventa curazia, come Tiarno di Sopra la stessa cosa, 1662 diventa curazia. Le chiese attuali che si possono ammirare qui in Valle di Ledro, ce ne sono circa 11 chiese parrocchiali o curaziali. Accanto alle chiese parrocchiali si possono ricordare poi le varie chiese minori che ci sono nei vari paesi. La vita cristiana qui nella valle mi pare che sia sufficientemente ricca, con varie espressioni. Vorrei ricordare specialmente la vitalità che c'è da un punto di vista missionario. C'è il gruppo missionario di valle molto attivo e segue poi in una maniera tutta particolare i missionari della nostra valle. Così un'altra espressione di religiosità a me sembra molto bella, quella del volontariato. C'è molto volontariato qui in valle nei confronti della terra di missione. Merita una particolare attenzione la chiesa di Pieve, che è il centro della valle e ha caratteristica, già dal 1200 c'era un arciprete che collegava tutto il lavoro pastorale della Valle di Ledro. Un'altra chiesa importante da tenere presente è quella di Molina di Ledro, dedicata a San Vigilio. San Vigilio, patrono della diocesi, è patrono anche di questa bellissima chiesa di Molina di Ledro. Un'altra chiesa importante da tenere presente è la chiesa di Santo Stefano di Bezzecca, e lì comincia poi a Bezzecca, il luogo della famosa battaglia di Bezzecca, comincia la Valle di Concei. Valle di Concei è una valle interessante, ricca di verde, con 3 paesini, uno più interessante dell'altro. E l'anno della misericordia vuole presentarci Gesù, un Gesù che ci ama, non per niente è salito sulla croce e ha dato tutta la sua vita per noi, è salito sulla croce per morire per noi, un'espressione grande di amore. Ecco, il Dio che noi dobbiamo cercare di conoscere sempre di più è proprio un Dio che ci vuole bene, non un Dio che ci spaventa, ma un Dio che ci vuole bene. Questo è Dio che noi vogliamo andare, è questo Gesù che vogliamo riconoscere nella nostra vita, e di questo Gesù è importante che noi cerchiamo di dare ogni giorno veramente testimonianza. Con lo sfondo dell'omonimo lago andiamo a degustare i piatti tradizionali del territorio di Ledro in provincia di Trento. Ci troviamo qua sul lago di Ledro, nel nostro ristorante al campeggio al lago, e questa sera vi abbiamo preparato 2 menù, uno di terra diciamo e uno di lago, come nostra consuetudine. Qui abbiamo cominciato con la polenta di patate, che è tipica della nostra valle,
Abbiamo dello spezzatino di manzo, del coniglio, sempre rigorosamente della nostra valle. Della polenta gialla invece con la farina gialla di Storo, la farina integrale. Un tagliere di salumi, con dei formaggi, con dei salami, con dello speck, sempre locale. Poi ci spostiamo dalla parte del lago, dove abbiamo preparato un antipasto con del salmerino marinato. Un primo con dei gnocchi di patate al prezzemolo con del ragù di trota e come secondo piatto un salmerino . Tutto abbiamo accompagnato con vini rossi, con un marzemino della zona di Isera e con un Müller-Thurgau, sempre della nostra cantina. Con i dolci abbiamo uno strudel di mele, tipico in Trentino, lo strudel non può mai mancare, e una crostata con dei lamponi che ci hanno raccolto apposta per noi i frutticoltori proprio qua della Valle di Ledro. Un altro luogo che merita senz'altro una visita sul territorio è il Museo delle Palafitte di Ledro. Scopriamolo! Ci troviamo sulla sponda sud-orientale del lago di Ledro, che è un luogo molto particolare perché qui è stato ritrovato agli inizi del secolo scorso i resti di un antico villaggio di palafitte. Questo grazie al fatto che l'Enel ha deciso di utilizzare questo lago come bacino di rifornimento per la centrale idroelettrica di Riva del Garda. Negli anni '20 quindi è stato praticamente svuotato questo lago e sono venuti alla luce qualcosa come 12.000 pali, una selva di pali all'interno dei quali poi sono stati ritrovati attraverso campagne di scavo successive degli anni 30, 50, 60 e poi le ultime degli anni 80, i resti di questa civiltà palafitticola che qui ha abitato per quasi 800 anni, da circa 2200 anni prima di Cristo fino al 1350 avanti Cristo, sempre quindi in quell'epoca che sta fra l'età del rame e l'età del ferro, cioè l'età in cui si passa dalla preistoria alla storia, in cui in Europa arriva questo sistema di comunicazione che è la scrittura. Si chiama età del bronzo. Proprio con questo materiale venivano costruiti gli oggetti di uso quotidiano, ma anche gli oggetti di prestigio. Diciamo che il bronzo, per l'età del bronzo, è il materiale tecnologicamente più avanzato e qui a Ledro possiamo gustarci, osservandoli nelle vetrine, dei reperti veramente strepitosi. Per cui possiamo dire, facendo una lettura ragionata e scientifica di questi oggetti che sono qui esposti, che Ledro si trovava 4.000 anni fa a essere un nodo molto importante di una rete che teneva in contatto questo villaggio con l'Europa intesa veramente in senso globale. Abbiamo qui a Ledro per esempio la collana de Ambra, che non si ritrova ambra come sapete in Italia. L'ambra di Ledro veniva dalle coste della Danimarca, dal Mar Baltico, e seguendo una via che si chiama appunto Via dell'Ambra, perché quello del villaggio delle Palafitte del lago di Ledro era un villaggio dove arrivavano anche le novità, dove arrivavano le tecnologie più innovative dell'epoca, un villaggio che era in costante contatto con gli altri villaggi vicini, quelli per esempio di Fiavé o del lago di Garda, e che intratteneva con questi villaggi degli scambi continui. Nel 2011 Ledro è diventata, insieme a altri 110 siti dell'arco alpino a partire dalla Svizzera fino ad arrivare alla Slovenia, è entrato a far parte di questo sito seriale UNESCO Palafitte preistoriche dell'arco alpino.
questo museo è una vetrina di vetrine. E l'unica cosa che non manca in questo museo è la luce, è una cosa che lo rende particolarmente gradito a tutte le età, dai bambini più piccoli che entrano e possono gattonare su questo pavimento che è fatto di legno proprio come i pavimenti delle palafitte antiche e possono stare sospesi rispetto al piano del prato. Questo perché l'architetto voleva dare questo senso di palafitta a chi già entrava nel museo. E il museo contiene una selezione di oggetti molto importanti che vengono tutti quanti dalla zona archeologica che è proprio qua adiacente. La domanda che ci fanno sempre tutti perché le palafitte, nessun archeologo sensato vi darà una risposta univoca, certa. Le ipotesi sono tante, forse a Ledro è probabile che costruissero il villaggio sull'acqua un po' per una questione di identità, di cultura personale e un po' forse per salvaguardare quello che era un bene molto importante per loro e necessario alla loro sopravvivenza, alla loro vita, che era il terreno nel quale poi si andava a coltivare. Quindi io costruisco sull'acqua o nella zona che sta fra la terra e l'acqua e così posso garantirmi la sopravvivenza a me e a tutti i componenti del mio gruppo. La fiera di San Michele unisce tutti i borghi della Valle di Ledro. Andiamo ad incontrare alcuni protagonisti dell'avvenimento. Questa è la fiera di San Michele e comunque c'è circa dall'800 che è la Proloco di Pieve, che è la seconda Proloco più vecchia d'Italia, organizza assieme al comune e alle Proloco limitrofe questa manifestazione, questa sagra. E all'inizio era proprio un modo per mostrare anche ai cittadini proprio della valle le bestie, comunque gli allevatori, perché la produzione principale in Val di Ledro è i prodotti primi comunque derivanti dalle mucche e i cavalli, comunque sono cose tipiche della valle. Durante la mattina viene allestito il mercato che c'è anche per tutta l'estate, ci sono i prodotti tipici che si trovano vicino ai nostri stand, in cui sono tutti i produttori locali, vengono invitati per esporre e poter vendere i loro prodotti. E noi invece ci organizziamo più della parte di accoglienza dei turisti che vengono dal Bresciano ma anche da tutta l'Italia per offrire loro la polenta, che è un prodotto tipico della Val di Ledro e del Trentino, ma anche lo spiedo. Proloco essenzialmente si basa sul volontariato per tutta l'estate. Noi creiamo delle attività in cui oggi proprio è la festa finale della nostra attività, in cui tutti i volontari che si sono prodigati durante l'estate per aiutare vengono, possono mangiare, aiutare e per tutta la giornata c'è l'evento. È da secoli che viene fatta questa manifestazione in cui si portano gli animali di tutte le aziende del nostro territorio e nei decenni scorsi era un mercato più che altro. Adesso viene valutati invece gli animali, è più una giornata tecnica in cui si vengono a valutare gli animali in base a degli indici di selezione per la produzione di latte, di carne, per le varie specie ci sono le sue indicazioni. Partecipano tutti gli allevatori della Val di Ledro e del vicino Altogardo. Il settore vive un entusiasmo da parte degli operatori perché ci sono moltissimi giovani appassionati e il mercato non risponde altrettanto bene perché il mercato del latte è stagnante in tutta Italia e anche della carne. Ma insomma, un po' con la valorizzazione del prodotto, un po' con il sostegno che ci dà anche la Comunità Europea, si riesce ad andare avanti. Questa è la nostra valle, che è una valle ancora incontaminata. Non ci sono usi di pesticidi, di anticrittodamici, l'unica attività agricola è la zootecnia e un po' di piccoli frutti e poi abbiamo dal clima mediterraneo fino agli alti alpeggi con le montagne oltre la vegetazione.
c'è il lago, ci sono le passeggiate, c'è tutto quello che può essere un'offerta turistica trentina. Il Comune di Ledro impernia le sue maggiori attività di sviluppo intorno al turismo e per questo è nato il Consorzio della Valle di Ledro. La parola al Presidente. Rappresento il Consorzio Turistico della Valle di Ledro e è l'ente che promuove il turismo in questa valle. La nostra valle io la definirei un giardino a cielo aperto dove le persone possono venire, rilassarsi, fare sport e fare tutte le attività che normalmente quando uno durante l'anno lavora non può permettersi. Qua c'è la possibilità di fare camminate intorno al lago, in montagna, si va dai 700 metri del lago fino ai 2200 metri della Cima Cadria. Chi ama andare in bici può andare con rampichino o anche con una bici normale. Abbiamo anche le bici assistite per chi ama la bici ma ha paura a far fatica. Abbiamo il lago che lo utilizziamo in maniera molto forte. A Molina lo utilizziamo con la canoa, dove abbiamo un circolo di canoa che fa delle gare molto importanti anche a livello nazionale. A Pieve abbiamo il circolo vela che l'anno scorso ha avuto l'onore di ospitare le Olimpiadi universitarie. Tutti gli anni le regate sono almeno 7 e la maggior parte sono a livello europeo. Possiamo ospitare i nostri ospiti in belle case anche nel bosco e abbiamo degli hotel che sanno ospitare e far divertire i nostri clienti con i loro pranzi luculliani e le loro cene importanti. Il volontariato è organizzato dall'Eproloco e hanno il compito di utilizzare il territorio, abbellirlo e fare accoglienza. Fare accoglienza cosa vuol dire? Vuol dire che durante tutta l'estate e anche in inverno si fanno manifestazioni. Abbiamo manifestazioni anche di livello internazionale come Cavai, cioè una manifestazione che durante l'estate per diverse sere abbiamo musica polifonica, musica di alto livello. Poi abbiamo giornate con la festa della musica che la facciamo sempre a giugno e comunque l'ospite che viene da noi tutte le sere in un borgo diverso della valle trova una manifestazione che può fargli passare una serata diversa. Si concentra la maggior parte delle presenze su luglio e agosto, come di consueto succede per le ferie, e però anche in inverno non trascuriamo la parte che noi possiamo fare con sport tipo le ciaspolade, camminate in montagna sulla neve, lo sci di fondo. Abbiamo anche una bella squadra di fondo che ci rappresenta bene nelle varie gare, soprattutto regionali. Nella Valle di Ledro puoi trovare dalla semplice margherita alla genziana alla stella alpina. È una località dove chi ci viene di solito si innamora e ritorna sempre. Li troverete bene e sapremo accogliervi con entusiasmo. Io sono Nicola Segalla, sono qua alla Fiera di San Michele e porto avanti la tradizione casearia della famiglia. Oggi sono venuto qua per mostrare la lavorazione del formaggio. Abbiamo fatto vedere ai ragazzi un po' com'è fare il formaggio. Volevo farvi un invito con il dialetto locale. Se vi piace la Val de Leder, vieni a gattarne a mo', che prodotti tipici e buoni, belle bestie e che dire. Veniamo, è molto bello. Il Comune di Ledro, con tutte le sue tradizioni e bellezze, vi aspetta. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Viva Ledro e buone passeggiate in Trentino Alto Adige. Ciao!